Francesca. Appuntamento a Codroipo, tra l'altro insomma centrale, facilmente raggiungibile anche in treno, sarà punto di partenza e punto di arrivo Esatto. oggi di una pedalata che mi proponi a tutta natura. Sì, siamo nella zona delle Risorgive e quindi faremo questo anello che utilizza due percorsi locali, il ciclotour numero 1 e il ciclotour numero 2, e saranno circa 40 km, percorso tutto pianeggiante, adattissimo alle famiglie. Raggiungeremo dapprima Villa Manin, però poi entriamo proprio nel cuore delle Risorgive attraversando il biotopo di Virco e Flambro. Che tipo di fondi attraverseremo? Ci sarà maggior parte asfalto, sono strade abbastanza tranquille e anche una parte su strade bianche. Punti di interesse, quindi naturalistici ma anche storici, quali saranno i principali? Quindi abbiamo già citato Villa Manin, dal punto di vista naturalistico il biotopo di Virco e Flambro, poi abbiamo Sterpo e poi Varmo con tutte le sue ville, le piccole frazioni ricche di scrittori, e poi andiamo a toccare il Tagliamento, Pieve di Rosa, e rientriamo verso Codroipo di nuovo. Allora, partiamo! Appena fuori Codroipo, circondata dal piccolo borgo di Passariano, ci accoglie nel suo parco all'inglese Villa Manin, grandioso e armonico complesso settecentesco ricco di archi e portici. È una delle ville venete più grandi d'Italia e fu la prestigiosa dimora dei nobili Manin, tra i quali Lodovico, ultimo doge della Repubblica di Venezia, e fu proprio qui che nel 1797 Lodovico dovette assistere alla firma del Trattato di Campoformido con cui Napoleone decretò la fine della Serenissima. La villa oggi ospita mostre di arti visive a livello internazionale e viene scelta come suggestiva cornice per i concerti più prestigiosi, ma in una giornata qualunque si offre con il suo parco al passaggio da chi da essa vuole lasciarsi ancora incantare.
Durante la pedalata incontriamo i biotopi delle risorgive di Flambro e Virco, zone umide risalenti all'ultima glaciazione che si sono salvate dalle imponenti bonifiche agrarie del secolo scorso. È un territorio ideale per chi ama girare in bicicletta o a piedi nella natura, ricco com'è di suggestivi spunti paesaggistici e naturalistici. Qui si può vedere uno dei fenomeni più interessanti della pianura friulana. Il passaggio tra i terreni permeabili dell'alta pianura a quelli della bassa pianura provoca infatti l'affioramento delle acque sotterranee tramite sorgenti naturali chiamate risorgive. La risorgenza di acque piuttosto fredde con temperatura costante tutto l'anno tra 10 e 14 gradi ha dato origine a un habitat davvero singolare. Qui si possono incontrare numerose piante tipiche delle montagne che sono riuscite a sopravvivere in pianura successivamente al ritiro dei ghiacciai. L'area ospita anche un'abbondante fauna caratterizzata da animali acquatici, anfibi e terrestri. Sulle sponde dello Stella, il più caratteristico fiume di risorgiva della regione, sorge il borgo di Sterpo con il suo mulino a pale, datato 1478 e uno dei più antichi della zona. Questa terra di mezzo nel centro del Friuli, ricca di storia e natura, si è fatta raccontare ispirando pagine di romanzi e versi di poesie. A Varmo nacque Amedeo Giacomini, al Varmo dedicò un'opera a Ippolito Nievo, a Santa Marizza sorge la casa nord-est scelta quale rifugio e raccontata da Sergio Maldini. Poco più avanti, sulla piazzetta del borgo, Villa Bartolini, che lo scrittore Elio Bartolini raccontò di aver scoperto per caso alla fine degli anni 60 proprio durante un giro in bicicletta. La trovò diroccata, un po' malinconica ma ricca di fascino, ed è forse ai suoi interni che si ispirò per il romanzo psicologico Chi abita la villa. A Glaunicco troviamo un posto che è davvero un compendio di quello che attraversiamo oggi, vale a dire natura, storia e letteratura, giusto, Esatto. Moira? Esatto, sì. Cosa ci racconta il mulino? Il mulino è ricco di storia. Effettivamente sorge nelle risorgive ed è attraversato dal fiume Varmo che possiamo ammirare in questa stagione ha particolarmente acqua. È un posto ricco di magia dove la mia famiglia, la famiglia del Negro, lo ha trasformato anche in ristorazione. Parlando di storia possiamo parlare di Ippolito Nievo e quindi della risorgiva del fiume Varmo e della novella proprio dedicata al fiume stesso, il Varmo, dove Sgricciolo e Favita giocavano in questi posti e Ippolito Nievo appunto si è identificato in questo. Inoltre padre Maria Turoldo vi ha ambientato alcune scene del film Gli Ultimi, quindi a livello storico abbiamo dei ricollocamenti nella nostra piccola terra. A livello invece di culinario noi siamo ben felici di poter accogliere i ciclisti e con una proposta organizzata dove possono degustare i nostri prodotti. E per raccontare un po' la vostra cucina, oggi cosa avete scelto per me e per Mario, con l'acquolina in bocca? Per voi che siete i nostri clienti ospiti ciclisti abbiamo preparato un estratto della nostra cucina territoriale, ovvero la degustazione di salumi che viene proprio dal nostro territorio. In particolare oltre al San Daniele c'è anche dello speck di Sauris, del lardo, e poi il cuscino di Venere che è un salume introdotto quest'anno da un nostro fornitore. E in particolare invece i gnocchetti sono fatti in casa, sono più grossolani e sono con il ragù d'oca che poi è un prodotto tipico delle nostre risorgive. Grazie a Moira e Romina. Grazie a voi. Viva! Salute!
Da Glaunicco in pochi chilometri raggiungiamo il Tagliamento, uno dei pochi fiumi in Europa a conservare intatte le sue caratteristiche naturali. L'argine artificiale lungo il quale pedaliamo è piuttosto distante dal letto del fiume e questo fatto garantisce la tutela di un'ampia fascia di territorio che rappresenta uno dei principali corridoi ecologici per le specie migratrici che devono attraversare la pianura. Fin dai tempi dei Romani qui passavano importanti strade ed era presente un guado sul fiume. Questo permise la crescita della comunità di Rosa e la costruzione della chiesa, successivamente divenuta una pieve. A causa della disastrosa alluvione del Tagliamento del 1455 il paese venne distrutto. La maggior parte degli abitanti sopravvissuti si trasferì sulla sponda opposta, dove sorge l'attuale abitato di Rosa. Sulla sponda sinistra venne invece ricostruita la pieve di Rosa dedicata a Santa Maria. All'interno custodisce diverse opere d'arte che risalgono al Cinquecento. E così come iniziato, il nostro anello si conclude a Codroipo. Appuntamento alla prossima pedalata. Saluti e bici.